In questo momento stiamo ancora attendendo proprio la quantificazione del taglio previsto dalla legge di stabilità nazionale. I soldi che restano veramente a disposizione per politiche regionali già scontati di stipendi, mutui da pagare, impegni pregressi, cofinanziamenti, la vera spesa a disposizione della Regione Veneto per fare iniziative e per fare politica sul territorio di circa 71 milioni di euro, quindi passiamo da 1 miliardo nel 2010 a 71 milioni nel 2015. Questo vuol dire che negli ultimi anni noi abbiamo fatto veramente un lavoro di compressione della spesa, ma anche di concentramento della spesa nelle situazioni più delicate e socialmente più sensibili in Veneto. Abbiamo tutelato trasporto pubblico, non autosufficienza sociale, abbiamo tutelato appunto quelle cose che creano veramente un impatto delicato sul territorio e sui cittadini. Abbiamo fatto tagli su tutto il resto, dalla cultura al turismo alle attività più varie, però appunto limitando drasticamente qualsiasi tipo di operatività da parte della Regione. Ci sono delle cose inspiegabili in questo bilancio, siamo passati da 23 milioni sulla sicurezza di alcuni anni fa a 60 mila euro. Il Presidente Zaia continua a dire che ci sono allarmi e problemi sulla sicurezza, da questo bilancio non sembrerebbe, perché non ha stanziato neanche i soldi che stanzierebbe un piccolo comunello di provincia. Allora io credo che innanzitutto su questo tema della sicurezza vogliamo passare ai fatti. C'è il grande tema delle scuole, sono state presentate 2200 domande di istituti scolastici che necessitano di ristrutturazioni, quindi questo è il secondo grande tema che vogliamo affrontare, e poi il tema del sociale. In particolar modo sulle disabilità ancora una volta siamo un passo indietro rispetto a quello che altre regioni più dotate di risorse finanziarie, perché hanno fatto altre scelte rispetto alla Regione Veneto, che ha sperperato il denaro pubblico con l'accensione di derivati, più di 40 milioni sono stati spesi in questo, il pagamento di lodi, che vuol dire che è stato dato torto alla Regione, oltre 40 milioni spesi nell'ultimo assestamento di bilancio, un buco della sanità di 1 miliardo e 300 milioni che pagheremo per i prossimi 30 anni a una quota di 40 milioni all'anno. A causa dei progressivi e ormai continui tagli della gestabilità nazionale nei confronti del bilancio regionale, noi siamo nelle condizioni di poter spendere molto poco del bilancio libero. Noi riteniamo che le priorità debbano essere quelle di rendere a norma le scuole dove vanno i nostri figli e anche i figli degli altri, i presidi ospedalieri, che sono ovviamente la prima accoglienza per quanto riguarda chi ha delle difficoltà di salute, e non per terzo ma comunque tra le priorità quella di pagare i debiti che la Regione del Veneto ha nei confronti delle amministrazioni, degli enti locali, dei comuni e delle associazioni che hanno beneficiato di contributi ormai, ahimè, da troppo datati e che sono in attesa anche dopo 2 anni e più di essere pagati. Queste sono le tre priorità in un bilancio molto di ristrettezza economica.